Il progetto La Freccia delle Dolomiti nasce all'interno di un istituto professionale ENAIP, è la realizzazione di un prodotto che mette in campo tutte le competenze acquisite dai ragazzi che scelgono il progetto, passano alla progettazione e quindi alla realizzazione in officina del prodotto stesso. All'inizio dell'anno noi ci siamo trovati tutti attorno a un tavolo per decidere i progetti formativi di quest'anno. E visto il nostro territorio abbiamo deciso di buttarci sullo slittino da neve in modo da divertirci. La prima parte è stata sul computer a cercare degli schizzi, dei prototipi, delle idee un po' grossolane in modo da mettere in atto la nostra mente e farla lavorare. E dopo aver fatto la ricerca abbiamo messo su carta tutte le cose più importanti che ci sembravano più utili e siamo andati in officina con il progetto in mano. All'inizio siamo partiti da 4 tubi calandrati che erano a malapena appoggiati sul banco, i 2 pattini appoggiati lì e pensare che quello lì diventasse uno slittino era un po' abbastanza scioccante. Man mano andando avanti poi si aggiungevano pezzi, questo di là, iniziava a prendere forma. Abbiamo tutti quanti collaborato dando idee, aiutando l'insegnante e lui aiutando anche noi. La sfida maggiore è stata quella di riuscire a progettare il sistema di ammortizzamento di modo che fosse regolabile, di modo che fosse performante, di modo che fosse funzionante. Perché è una parte molto complicata sotto il sedile, composta da più tubi che sono venuti collegati e tenerli insieme tutti quanti per saldarli è risultato abbastanza complicato. Ci siamo divertiti tutti, contenti. Imparare lavorando con la fantasia, con le mani, quindi riuscire a mettere in campo tutto ciò che si è appreso in quanto a manualità ed ingegno è la base di una scuola professionale. Intelligenza, arte e manualità contemporaneamente per poter essere i nostri artigiani del futuro. Oggi è la fase del collaudo, il giorno del collaudo, dove dovremo controllare la velocità, il freno e l'ammortizzatore. La velocità è una delle cose più importanti, se non la più importante, dello slittino. Non per niente si chiama Freccia delle Dolomiti. Vai Piero! Guarda come vanno bene gli ammortizzatori. Beh, non scherza neanche la velocità, No. Proprio degna di essere chiamata Freccia delle Dolomiti. Beh sì, se lo merita anche. Mi ha stupito molto perché non credevo andasse così veloce. È stata una grande soddisfazione provarlo, insomma, anche perché l'abbiamo costruito con le nostre mani, insomma, anche molto buono.